eccoci insieme anche oggi. Chi ci segue con passione, insomma, qualcuno magari lo fa anche da qualche anno, sa che cerchiamo sempre delle persone interessanti, ma soprattutto siamo entusiasti quando riusciamo a trovare delle storie interessanti al di là della persona. E l'ospite di oggi, insomma, credo risponda pienamente a questi criteri. Lui è Matteo Zanaboni Dina, all'anagrafe. Diciamo in maniera circense Romeo. Nome d'arte, Romeo. Nome d'arte Romeo. E nelle sue note biografiche si legge Romeo ha soppiantato Matteo. Adesso la storia ce la racconterà lui. Ma lui si laurea in legge, fa il praticantato da avvocato, dopodiché decide di seguire la sua passione, che è quella di essere giocoliere. E nei giorni scorsi, nell'ambito del Carnevale di Venezia, personalmente lo ritengo la vera rivelazione del Carnevale di quest'anno, a Mestre è stato allestito lo chapiteau, il tendone, del Petit Cabaret 1924, una espressione di circo contemporaneo. Adesso ci spiegherà il nostro ospite qual è la differenza tra circo contemporaneo, circo classico e altri generi di arte circense. È stata la vera rivelazione perché in uno chapiteau, appunto in un tendone piccolo, 120-130 posti, si crea realmente una magia tra gli artisti. Sono 5 giovani tra l'altro, ciascuno con uno specifico professionale, sicuramente bravi, ma soprattutto bravi a trasmettere emozioni, a far partecipare il pubblico. È un circo con il cuore, nel vero senso della parola. Adesso loro andranno in letargo, sono stati per la prima volta nel Veneto, appunto in occasione del Carnevale di Venezia, ma se avrete la possibilità di incrociare Petit Cabaret 1924, il consiglio è di andare a vederlo per vivere francamente un'esperienza emozionante. Promotore di tutto questo è il nostro ospite, a cui chiediamo un attimo di ripercorrerci la sua biografia, perché già quella, devo dire, è straordinaria. Allora, buongiorno a tutti, io mi chiamo Romeo, ormai da tanti anni. In realtà appunto all'anagrafe sono Matteo Bruno è il nome del mio papà, Zanaboni Dina, e porto entrambi i cognomi dei miei nonni, che poi sono riassunti nel 1924, che è il nome dello spettacolo. 1924 invece è la loro data di nascita, e a loro è dedicato lo spettacolo. Io sono del 1983 e sono nato a Milano, in una famiglia che non proviene dall'ambito circense, anzi posso dire che non ha nessuna affinità con l'ambiente artistico. Così come gli altri protagonisti dello spettacolo? Tutti, sì. Veniamo da famiglie che i circensi definirebbero di fermi, cioè di sedentari. Mia mamma è una professoressa di tedesco e mio papà ha sempre lavorato nell'ambito bancario. Io mi sono laureato in giurisprudenza, ho fatto liceo classico, un corso di studi del tutto normale, ma sin dalla più tenera età avevo un sogno nel cassetto, che era quello di esibirmi davanti ad un pubblico. Ne ero più o meno cosciente, però adesso pensandoci, ero sempre io quello che organizzava lo spettacolino per i nonni il giorno di Natale, riunendo tutti i miei cuginetti, quindi ero già il regista di un piccolo spettacolo tutti gli anni. E ero sempre io quello che si imparava le canzoni e le cantava quando andavamo in vacanza, ero sempre un po' al centro dell'attenzione come artista. E quindi a un certo punto mi sono trovato nello studio di avvocati nel quale lavoravo e ho preso questa decisione di lasciare quella strada che più o meno era delineata di fronte a me, che più o meno era tracciata, per dedicarmi all'arte e in particolare al circo, perché io di circo sono appassionatissimo, in particolare sono appassionato della mia disciplina. La giocoleria. La giocoleria, esatto, le clave e le palline. Per me è qualcosa che ha veramente, e la chiamo disciplina perché veramente ha scandito la mia vita, veramente mi ha fatto crescere, come gli sportivi che durante la loro vita si allenano e imparano un'arte marziale piuttosto che appunto uno sport. Per me è stata la giocoleria, mi ha educato, mi ha cresciuto dritto. Ho capito. Allora a quel punto si abbandona la carriera forense e si rincorre il sogno come?
E io non avevo in realtà la più pallida idea, già mi esibivo come giocoliere, però non avevo capito che ci fosse altro, che ci fosse bisogno di nozioni di danza, di teatro, di regia, e quindi mi sono informato con i miei amici più esperti, i miei colleghi dell'epoca, e ho scoperto che ci sono delle scuole di circo. E allora, lasciato il mio mestiere, mi sono recato a Berlino, dove c'è il Tempio della Giocoleria. C'era purtroppo Jonglier Catacomben, delle catacombe, quindi un posto sotterraneo, all'interno del quale tutti si allenavano all'arte della giocoleria. E lì la mia tecnica è molto evoluta e mi sono preparato per i provini dell'ambitissima scuola di circo, che si trovava, quella che volevo frequentare io, a Madrid. Corso di studi di 2 anni con temibili provini all'ingresso. Passata questa audizione sono stato preso nel corso di studi e mi sono diplomato 2 anni dopo con un numero, guarda caso, ancora una volta di giocoleria. Però ho sperimentato tutte le discipline, quindi il trapezio, i tessuti, l'equilibrismo, il clown. È stata una formazione bellissima, i 2 anni più belli della mia vita, che hanno veramente segnato la svolta tra il prima e il dopo. Se prima ero un appassionato di circo, dopo ero diventato un professionista. Finito quello, mi sono iscritto ad un'altra scuola di circo, la scuola superiore. Quella era proprio nei miei sogni. E mi hanno preso anche lì, anche se ero un po' avanti con gli anni, perché mi ero già laureato, mi ero già ridiplomato alla scuola di circo, ma dopo 3-4 mesi è successa una cosa ancora una volta incredibile. E qua devo fare un piccolo excursus. Io mi trovavo 10 anni prima a Milano, nel centro della città, al Parco Sempione, e allestirono un palco meraviglioso, con una compagnia di professionisti che si chiamava Circulation Locale, che faceva uno spettacolo di trampolino elastico e giocoleria. E io ero col mio migliore amico e siamo andati a vedere questo spettacolo e sono rimasto affascinato. E perciò ho detto al mio amico, io vorrei fare questo di mestiere, come loro, uno spettacolo così bello. Torno alla scuola di circo, dopo 3 mesi di studi, 4 mesi di studi, mi chiama il direttore di questo Circulation Locale, un tal Jan, e mi dice: ho visto i tuoi video su internet, ci piaci tantissimo come giocoliere e ti vorremmo nella compagnia. 10 anni dopo sono stato preso nella compagnia che proprio ha cambiato la vita. Quindi ho lavorato 3 anni in una compagnia belga. Io stavo studiando in Francia, a Lille, nel nord, quindi sono andato in Belgio, ho lavorato 3 anni con loro, fino a quando ad un certo punto abbiamo sciolto il gruppo e ognuno è andato un po' per i fatti propri. E io ho voluto provare l'esperienza del circo, perché fino ad allora lavoravo nei teatri. E io sentivo, era uno spettacolo di circo. A un certo punto è arrivato il circo, lì dove lavoravo a Tournai, e mi si è svegliato qualcosa, il tendone da circo. E quindi ho risposto ad un annuncio per un circo francese che girava in Belgio, Cirque Franco-Canadien si chiamava, e ho chiesto di potermi esibire come giocoliere e clown presso di loro. Se non che lì mi si è aperto di nuovo un mondo, la vita del circo intorno al tendone, le roulotte, il vero sogno felliniano del circo. Mi disse questo padrone del circo: c'è una famiglia che parte, va ai Caraibi e cerca degli artisti. E allora lì ho detto, posso andare io con la mia fidanzata, ancora lì. E siamo andati ai Caraibi. Uno spettacolo grande, 1000 posti, il Cirque de Paris. Siamo andati lì e lì si è risvegliato ancora qualcosa. Ma lo spettacolo mi piace la vita del circo, ho imparato a montarlo, a smontarlo, a gestirlo. E adesso è il momento di fare il mio spettacolo. Quindi ho raccolto tutte le mie esperienze, quella del teatro, quella dei varieté in Germania, che poi hanno molto ispirato la forma di spettacolo che facciamo noi, l'esperienza del circo. Ho raccolto tutto, la mia passione per gli anni '20 e per la musica degli anni '20 e per l'ottimismo degli anni '20 e li ho tramutati in uno spettacolo, il Petit Cabaret 1924.
Io tra poco devo andare in Siria, tanto vediamo alcune immagini. Mi viene da dire come si fa a non volere bene a Romeo, insomma, è una storia talmente straordinaria. Quando si parla di cervelli in fuga qua, insomma, per fortuna un cervello, perché c'è questo, ci sono anche delle mani, insomma, che dopo aver girato un po' per l'Europa sono tornati nel nostro paese. Il Petit Cabaret 1924 è un circo particolare, perché anche nell'allestimento ricorda appunto il cabaret del primo Novecento. Marlene Dietrich, insomma, tanto per avere un riferimento iconografico. Quindi gli spettatori attorno alla pista, viene perfino servito all'ingresso un spumante, insomma un drink di benvenuto. Ai bambini naturalmente viene servita aranciata con un dolcetto, insomma si viene in qualche maniera coccolati in questo circo. Dopodiché insomma, partono i numeri, ripeto, numeri di assoluta qualità, ma soprattutto bisogna prestare il cuore che tutti questi artisti, che come abbiamo sentito non sono figli di circensi, riescono a trasmettere. È veramente un circo delle emozioni, quindi per chi ne ha la possibilità lo ricordiamo. Adesso andranno in letargo, insomma si riposano fino ad aprile, poi naturalmente ricomincerà la tournée. Petit Cabaret 1924, mi piace sottolinearlo, personalmente, la sorpresa del Carnevale di Venezia di quest'anno. Grazie. Grazie mille. A Romeo Matteo Zanaboni Dina, che di tutto questo, insomma, è sicuramente la vena, l'arteria. Il direttore pulsante. del circo. Direttore, certo. Ecco. Grazie, a voi alla prossima. Grazie. Complimenti.